Siamo al punto cruciale in cui definiremo la norma per poter produrre vino a bassa gradazione alcolica anche nel nostro paese. È fissato per mercoledì l'incontro al Ministero dell'Agricoltura per salvare il mercato dei vini corposi. Dati impietosi, quelli presentati nei giorni scorsi dal presidente e amministratore delegato della 10ª cantina italiana, con numeri in rosso a 2 cifre, che impongono una riflessione sulla richiesta dei mercati per vini più facili, soprattutto per i giovani, sul modello Prosecco, con buona pace per i tradizionalisti. La tendenza mondiale dice che i vini a bassa gradazione sono più appetibili e più consumabili e quindi la riduzione del grado alcolico è un'opportunità, non è un limite. In quella direzione vanno oggi soprattutto i giovani, la famosa generazione Z, vanno quelle persone che hanno uno stile di vita diverso da quello dei nostri padri, dei nostri nonni, dove il vino era un alimento, era una fonte di energia, serviva veramente per dare la carica per andare al lavoro. Oggi invece il vino non si consuma più per questi motivi, ma per avere occasioni di consumo e di festività diverse. E un primo esempio delle nostre zone arriva per un'altra denominazione che già ora trova il gradimento dei mercati, il Pinot Grigio. Una versione light, una versione leggera, una versione a minor contenuto alcolico. Di solito noi consumiamo dei Pinot Grigi con 12 gradi e mezzo. Ecco, noi pensiamo in futuro di proporre un Pinot Grigio ovviamente con proprio marchio distintivo, che si capisca subito, che abbia 9 gradi alcol, quindi un 30% in alcol in meno rispetto al tradizionale. Allora dovremmo pensare anche a dei rossi dealcolati per la fascia media? Perché no? Penso proprio di sì. Può essere un veicolo che ci può consentire di poter far risorgere questo segmento di vini che da alcuni anni sta soffrendo parecchio.